Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv di oggi, lunedì 13 luglio 2026. In apertura, la nuova offensiva americana contro l'Iran e la sfida di Trump a Teheran, mentre dal regime arrivano minacce anche all'Italia e a Giorgia Meloni. Poi il vertice di Washington sull'estremismo Antifa, al quale parteciperà anche il governo italiano. Sul fronte interno entra in vigore la stretta voluta da Salvini contro gli autovelox irregolari. Bruxelles minaccia di sospendere i fondi alla Biennale di Venezia dopo la riapertura del padiglione russo, ma Lucia Borgonzoni difende l'autonomia dell'arte. E ancora, l'autonomia differenziata approda nelle commissioni parlamentari con 4 regioni del nord al tavolo del governo. Infine, il ritorno del nucleare nel dibattito sull'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti. Questi i principali titoli. Ora il resto del giornale. Trump, sfida continua a Teheran. Dall'Iran minacce all'Italia e alla Meloni. Nuovi attacchi americani contro l'Iran. Il comando centrale USA conferma di aver colpito difese aeree, radar, missili, droni e imbarcazioni usati per minacciare le navi nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con attacchi e minacce contro esponenti occidentali, tra cui Giorgia Meloni. Matteo Salvini ha replicato: chi attacca Giorgia Meloni attacca tutti noi. La linea è impedire al regime iraniano di usare una rotta decisiva per il commercio mondiale come ricatto e riportare Teheran a un accordo verificabile. Comunismo sempre terrorista, vertice negli Stati Uniti sull'estremismo Antifa. L'Italia parteciperà al vertice convocato da Marco Rubio contro il terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Il governo invierà un sottosegretario ancora da indicare. Non si tratta di criminalizzare il dissenso. In democrazia le opinioni si contrastano con le opinioni. Il terrorismo, invece, si combatte. Occorre verificare reti internazionali, finanziamenti opachi e legami tra gruppi violenti. Roma collaborerà con l'amministrazione Trump sulla sicurezza, senza immunità ideologiche. Stop agli autovelox fantasma. La stretta firmata Salvini è entrato in vigore il decreto voluto da Matteo Salvini su omologazione e controlli degli autovelox. Gli apparecchi utilizzabili sono circa 3.150, altri 850 devono restare spenti finché non saranno conformi. Il provvedimento chiude decenni di incertezze. Salvini parla di fine della giungla e della tassa occulta. La sicurezza stradale resta prioritaria, ma non può giustificare dispositivi irregolari per fare cassa. Quelli omologati continueranno a funzionare e le vecchie multe non saranno cancellate automaticamente. L'arte non si piega a Bruxelles. Borgonzoni difende la Biennale. La Commissione europea ha raccomandato all'agenzia EACEA di sospendere 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia dopo la riapertura del padiglione russo. La fondazione si opporrà. Bruxelles teme una normalizzazione della propaganda del Cremlino. Lucia Borgonzoni replica che l'arte non può subire ricatti economici. Difendere l'autonomia della Biennale non significa schierarsi con Mosca, ma rifiutare che un finanziamento premi chi obbedisce e punisca chi sceglie liberamente. Prima di una sanzione, l'Unione dovrà dimostrare una violazione concreta. Autonomia, la spinta del Nord. 4 regioni al tavolo del governo. Le commissioni affari costituzionali di Camera e Senato esaminano le intese preliminari tra il governo e Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Saranno ascoltati i ministri Nello Musumeci e Orazio Schillaci. Le materie includono salute, protezione civile, professioni e previdenza. Non è ancora l'approvazione definitiva, ma un passaggio concreto per la Lega. L'autonomia avvicina le decisioni ai territori e chiarisce responsabilità e spesa. Il confronto dovrà definire competenze, finanziamenti e controlli. Più libertà territoriale deve significare più efficienza. Il ritorno del nucleare.
Energia senza ideologia. Il nucleare torna nell'agenda del Parlamento. La Commissione Ambiente del Senato esamina i disegni di legge sul nucleare sostenibile, mentre alla Camera Claudio Descalzi sarà ascoltato sul mercato energetico. La crisi di Hormuz mostra il costo della dipendenza da regimi stranieri. Dopo anni di divieti senza strategia industriale, si torna a discutere di tecnologie, sicurezza e investimenti. La linea della Lega è diversificare le fonti, produrre energia stabile e ridurre la dipendenza dall'estero. Non significa aprire domani nuovi cantieri, ma smettere di considerare il nucleare una parola proibita. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Energia ancora sotto ricatto. Hormuz rende urgente il nucleare. Quando lo stretto di Hormuz entra in crisi, il conto arriva alle pompe di benzina, alle bollette e ai bilanci delle imprese europee. La sicurezza di quella rotta è una questione economica nazionale. Alexandru Fordea, del desk Geoeconomia del CESI, spiega al sussidiario.net che da Hormuz transitavano oltre 20 milioni di barili al giorno, mentre l'oleodotto saudita verso il Mar Rosso può trasportarne al massimo 6 milioni. Le alternative non bastano. Hormuz resta indispensabile. La deterrenza americana serve a mantenere aperto lo stretto, togliere all'Iran l'arma del ricatto e riportare Teheran a un accordo verificabile. Fermezza non significa guerra permanente, ma impedire a un regime di condizionare il prezzo dell'energia. La crisi presenta il conto anche all'Europa. Prima il gas russo, poi gli acquisti dagli Stati Uniti, ora il rischio del Golfo. Cambiare fornitore a ogni emergenza non significa indipendenza. Fordea indica la strada. Il portafoglio energetico ha bisogno di un'ampissima diversificazione. Servono nuove rotte, infrastrutture, più fornitori e nucleare civile. Senza energia stabile non esistono sovranità industriale e competitività. Il Parlamento torna a esaminare il nucleare sostenibile. Non è ancora una decisione sulle centrali, ma la fine di un tabù. Sanità. Il conto salato è del PD. I numeri smentiscono Elly Schlein. Elly Schlein accusa il governo di avere definanziato la sanità pubblica, ma molti tagli e blocchi sono maturati durante governi sostenuti dal suo partito. Le difficoltà sono reali: liste d'attesa, carenza di medici, pronto soccorso sotto pressione e strutture territoriali incomplete. Carlo Zocchetti ricorda che il rapporto tra spesa sanitaria e prodotto interno lordo, dopo essere salito fino al 2009, è diminuito durante i governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e Conte, raggiungendo il 6,4% nel 2019. Si sono aggiunti il blocco delle assunzioni e le restrizioni nella formazione. Schlein sostiene che i muri da soli non curano le persone. Vero. Ma il PD deve spiegare perché il PNRR abbia finanziato case della comunità senza definire un modello territoriale chiaro e risolvere il nodo di medici e infermieri. Il rischio è costruire edifici che non riducono le attese né alleggeriscono gli ospedali. Chiedere più soldi non basta. Bisogna spiegare come spenderli, assumere personale e misurare i risultati. Il governo deve intervenire, ma chi ha governato per anni non può sottrarsi alle proprie responsabilità. Come scrive Zocchetti, serve un bagno di sano realismo. Meno lezioni, più assunzioni e responsabilità nella spesa. Si conclude con questa riflessione l'edizione odierna del TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è per domani, stessa ora, stesse frequenze. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà.